Allora, buoni gnocchi di Puglia, eh? Per restare in tema, poi potresti parlare di marmellata invece di brugne. E prima vi metto su magari qualche foto così a fazione, vi scrivo anche gli ingredienti, che comunque è un chilo di brugne, 750 grammi, meglio 600 perché sennò magari qui ha problemi di glicemia, di zucchero, e poi basta il succo del limone, no? Cosa dovete fare? È semplicissimo. Intanto lavate le brugne, poi mettete via l'os, il nocciolo, le tagliate su a tocchettini, magari con la mezzaluna, meglio ancora, e poi dentro dove fa la polenta, il coso dei ramli, no? La padella lì, tutto sgranda, una stagnata meglio, insomma, e buttezzo tutto, zucchero e limone. Giri bene e pizza il fuoco lento, ma proprio che vaga pian pianello. E lì olio de gomet, girare. Se proprio vuole fare un po' prima, dopo un po', quelle macchinette, no? Quei robot, quei frullatori, ma meglio allenare alla vecchia, cioè il suo bel frustin, e via. Quando è che è pronta la marmellata dei brugni? Non fai altro che togliere il cucciaretto, su sta marmellata e girare sto cucciaretto, così. Se vedete che il vezzo pian denso, vuol dire che l'è pronto. Cosa fai a quel punto? Avrei preparato quei vasetti di ermetici, no, che vende la Gaia dappertutto, pienisti questi vasetti, serre bene, e poi i voltè dal culso dritto, i voltè, e lascia lì almeno per 2 dì, così. Dopo, una volta che si sfreddai, rimette su come è, e a lechenare sul pan per fare le crostatine. Che miei amici di Bologna che gli mette la marmellata di brugne dentro le piadine e mi dice che è meglio della Nutella. Cosa dirvi? Provate. Hai visto che con gli gnocchi di brugna non vuoi dare brutti consigli, no? Hai visto. Ma muoveve perché adesso le brugne le comincio a togliere su da qui a un po', trovo 1, 2 su un albero, dopo vabbè, devo andare a comprarle. Le brugne migliori, più belle, le sempre quelle de Dro, ricordevi, de Dro. Alla prossima.